Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo nella rubrica dei cuori solitari e questa sera mi trovo a Castelvetrano. A Castelvetrano perché sto per intervistare un ragazzo che cerca la sua anima gemella. Ve lo presento subito, si chiama Claudio e ha 36 anni. Ciao Claudio. Ciao, Allora Claudio, hai 36 anni? sì, ho 36 anni. Sei di Castelvetrano Sì, sì, e cerchi la tua anima gemella. sì. Allora, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Ma una Che genere di donna cerchi una praticamente? ragazza ben sistemata, bella, capelli lunghi, magra, non grossa completamente e poi niente, che non sia fumatrice, che abbia voglia di lavorare, voglia, non so, di vivere la vita per come è giusto che si viva e poi basta. Tu Claudio previeni da una situazione sentimentale passata? E sì, 4 Da una delusione praticamente? anni di convivenza con una ragazza e basta. Quindi sei rimasto ferito? Sì, sì, sono rimasto ferito, però non ha importanza, uno deve andare avanti con la vita. Certo, la vita continua. Sì, sì, E cerchi l'amore. sì, cerco veramente l'amore. Vabbè, parliamo di questa ragazza. Questa ragazza dovrebbe lavorare? Ma sì, se c'è voglia è giusto che lavori anche lei. Vabbè, dovrebbe fare sport, qualche sport in particolare? Sì, se lo fa con tanto piacere. Meglio ancora. Tu fai sport? Io non faccio sport. Però Tu lavori, sì. mi piace il pattinaggio, mi piace andare con la macchina aperta, mi piace andare con la moto, mi piace sì, vivere la vita. Ti piace godere la vita praticamente? Completamente. Lavoro, sì, un negozio che c'è mio fratello e poi basta. Un hobby in particolare che ti piace fare qual è? E tutto. Non c'è una cosa che proprio. La musica ti piace? La musica mi piace tanto. Che genere di musica ascolti, Claudio? Eros Ramazzotti, Ah, ti piace Eros Ramazzotti? Laura Pausini, non so, Gigi D'Alessio, tutti. Non c'è proprio una preferita e poi basta. Cioè, basta che è musica, basta che è orecchiabile, è bella. Sì, sì. Ti piace praticamente la musica romantica? Sì, sì, tanto. Che tipo di carattere hai tu? Ma un carattere socievole. Non so, sei un tipo romantico, ti Sì, piace? sì, abbastanza romantico, tranquillo e basta. Non so che dire. Ti piace la vita praticamente? Sì, sì, mi piace. Ti manca l'amore soprattutto? Sì, sì, se trovo la compagna è meglio, naturalmente così uno ha qualcosa da fare in più. Certo. Sei stato, diciamo, sposato in passato, no? No, no, né sposato, non ho figli, niente, completamente, ho avuto soltanto questo. Sei completamente libero. Sì, sì, libero, indipendente per conto mio. E cerchi una compagna per la convivenza ed eventualmente anche Sì, il sì, matrimonio? con futuro matrimonio, naturalmente, se ci Perché sono. ti piace la famiglia, ti piacciono i Sì, bambini, i sì, figli? sì, sì, tutto. Mi piace la vita proprio. E Certo. basta. Ascolta, che lavoro fai tu? Io lavoro in un negozio con mio fratello e abbiamo un ingrosso e dettaglio e lavoro là. Poi ho lavorato per 13 anni in ospedale come ausiliare e poi basta, ho lavorato sempre in sintesi, mai un giorno non ci sono stato mai fermo. Sì. Poi cerco questa compagna anche se ha volontà di lavorare lavora, se non vuole lavorare non fa niente, l'importante è che sia onesta e una brava ragazza. Certo. Abbiamo detto hai 36 anni. Sì, sì, Quanto sei alto? 1,75. C'hai gli occhi verdi, Sì, capelli castani, sì, sì. E poi fisico asciutto, per cui... sì, sì, completamente. E poi basta, niente che dire. Va bene, abiti da solo? Io abito da solo, sì. C'ho un appartamento per conto mio, tutto rifinito bene. Di Castelvetrano a 36 anni è in cerca della sua anima gemella, cerca una ragazza per sistemarsi, cerca l'amore. Per cui amiche telespettatrici, per chi fosse interessata a conoscere Claudio, 36 anni, ripeto, di Castelvetrano, è un ragazzo sistemato, un ragazzo a posto, può rivolgersi telefonando ai suoi numeri telefonici che vedete in sovraimpressione. Claudio, Ok. ripeto, è qui che aspetta, per cui amiche telefonate, perché Claudio ha voglia di conoscere ragazze, Ok, giusto? Sì, sì, giusto. Va bene, un saluto da Alberto, un saluto anche Saluto da Claudio. Ciao amiche, Ok, a ciao. dopo.